Oggi siamo a Villa Manin di Passariano, qui nel cuore del Friuli storico, e Villa Manin la dimora dell'ultimo doge Ludovico Manin, che era un friulano, sebbene avesse remote origini toscane. Siamo venuti qui per risolvere un mistero sulla fine di Ludovico Manin. Che fine ha fatto? Dove è stato sepolto l'ultimo doge della Repubblica Serenissima di Venezia? Nella chiesa degli Scalzi a Venezia, come sostengono gli studiosi più accreditati, o qui a Villa Manin nella cappella di famiglia, come invece dichiara qualcuno? In effetti qui c'è una pietra tombale che riporta il nome Ludovico Manin. Potrebbe essere un omonimo, potrebbe essere un cenotafio, chi lo sa. Ebbene, per sciogliere definitivamente questo garbuglio ho convocato qui l'ultimo cavaliere di San Marco, Patrizio Veneto. È un vecchio amico. Ciao Paolo. Paolo Quirini. Ciao Pier. Allora, Freddo Paolo, oggi, eh? Sì, freddino. Ma dimmi, allora, questo mistero sulla... Non c'è nessun mistero. Non c'è nessun mistero. Ludovico... Ma potevi un attimo mantenere per un altro no, minuto? No, Babbo Natale non esiste. Però effettivamente qui c'è una pietra tombale che riporta È un il nome. parente, è un altro dei Manin. Ludovico Manin è sepolto a Venezia, a Chiesa degli Scalzi. C'era il suo concorrente, che era Piero Gradenigo, un altro Piero Gradenigo, e che ha detto che gli ha fatto dose un furlan da Repubblica, sembra. Ma non tanto e così perché... in effetti è stato, sì, perché ma... poi è arrivato Napoleone. Sì, ma non tanto perché era un friulano, perché ha fatto un non veneziano, quindi vuol dire che non c'erano più veneziani da poter fare. Quindi allora a questo punto qua la Repubblica è finita. È finita. Ok, Paolo Quirini, Patrizio Veneto, cavaliere di San Marco, ereditario di Stola d'Oro, conte di Casteltemene e Casalì di Dafnes. In Candia, Creta. Ho dimenticato qualcosa? Oddio, sì, l'ho dimenticato ma non ci tengo molto. Barone dell'impero, che è stato fatto nei momenti... No, vabbè, ma queste sono sciocchezze. De minimis non curat pretor. Hai anche la tessera della P2 o di qualche altra loggia massonica? No, nessuna tessera, non sono massone. Ok, ascolta, al di là delle battute, io ti ho chiamato qui non per parlare di Ludovico Manin, ma bensì per parlare di te stesso, di te e della tua famiglia. Beh, la famiglia è il più importante, perché la famiglia è storia. Diciamo che la famiglia, visto che volevi parlare di Venezia, è una delle più importanti e le più antiche di Venezia, perché risale, diciamo, e infatti dagli inizi durante tutta la storia veneziana ovunque c'è un Quirini. C'è sempre un Quirini. Nella battaglia del Cadore, durante l'assedio di Famagosta, anche durante la congiura di Baiamonte Tiepolo c'era un Quirini. È lì che nasce la disgrazia dei Quirini. Insomma, Quirini ovunque, Quirini dogi, cardinali, patriarchi, uomini di chiesa, uomini di battaglia, di guerra, militari. Biondine in gondoletta. Biondine in gondoletta, ma anche baili, cioè ambasciatori, e uomini di diplomazia, diciamo in tutti i campi in cui Venezia, mercanti, commercianti, c'era di tutto. Infatti, forse io credo l'antenato al quale sei più legato però è Pietro Quirini. Legato, nel senso che è quello su cui ho ultimamente improntato le mie ricerche, perché... Ma forse anche perché è quello che ti assomigliava di più come carattere, come temperamento, un viaggiatore, un esploratore, un argonauta sì, suo malgrado. Argonauta no, diciamo che mi interessava di più perché ultimamente è venuto fuori per un incidente di percorso di Pietro Quirini, che è il famoso baccalà. Infatti volevo arrivare proprio lì, perché Pietro Quirini fu colui che portò lo stoccafisso, il baccalà, a Venezia nel Veneto. Nella Repubblica, nella Serenissima Repubblica, dove non era conosciuto. Quando lui è ritornato dalle Lofoten, dove ha fatto il suo tragico naufragio, lui è arrivato qui dopo con un baccalà e ha dovuto presentarlo al doge questo baccalà.
e che non era conosciuto assolutamente, perché avevano capito che poteva essere un gran mercato anche per Venezia. Venezia era sul mare, aveva bisogno anche lei di commerciare. E perché il merluzzo essiccato poteva essere una facile provvista da portare nei lunghi viaggi in mare. Insomma. Esatto, poi oltre al resto si conservava perché non c'erano i frigoriferi quella volta. Poi c'è anche da chiarire una cosa: che differenza c'è tra stoccafisso e baccalà? Io partirei proprio da qua, perché sinceramente anche a me sfugge la differenza. Allora, chiariamo subito. La base è sempre quella, il merluzzo, Gadus morua in latino, nome scientifico. Viene pescato dai pescatori delle Lofoten, ma anche tutta di quella zona lì. Sono delle isolette. È un arcipelago. Un arcipelago della Norvegia. Della Norvegia. Ma tutta quella zona lì, perché anche la Svezia pesca in quei mari lì nel Mar Baltico, perché il merluzzo vive nelle acque un po' non tiepide ma più temperate della corrente del Golfo. E allora lo possono conservare in due modi: o sotto sale o essiccandolo. Sotto sale viene aperto, messo salato e viene conservato così. Quello è il baccalà inteso. Lo stoccafisso invece è quello secco, quello che viene eviscerato, tagliato, decapitato e messo a seccare al sole in queste specie di... E diventa un bastone. Duro come un bastone, tanto è vero legno. Che stockfish vuol dire pesce bastone. E quindi, però, noi qua lo stoccafisso lo chiamiamo baccalà. Soltanto qui viene chiamato baccalà, perché il baccalà è quell'altro sotto sale. Parliamo di Lepanto. A Lepanto, prima di Lepanto c'è stata la famosa, ne parlavi tu prima, il famoso assedio di Famagosta. Ed c'era l'Ala Pascià che stava circondando con le sue galee il forte di Famagosta, e erano, diciamo, allo stremo i veneziani che erano dentro lì, e Pietro Querini insieme a Silvio da Porcia, un altro dei nostri qui locali, hanno forzato il blocco con 12 galee e hanno portato 2000 soldati che erano i Fanti da Mar di Silvio da Porcia, lui era il comandante dei Fanti da Mar, e hanno portato appunto viveri e hanno portato via anche degli abitanti, dei civili che non volevano restare lì, che hanno preferito ritornare a Venezia. E poi Marco, dopo aver forzato l'embargo, cos'altro fece? Lui comandava il lato destro del corno sinistro dello schieramento delle galee veneziane. Della Lega Santa a Lepanto. Sì, della parte veneziana. Della parte veneziana. C'era tutto nel corno sinistro, che era comandato da... Nel frattempo siamo entrati qui nella cappella della famiglia Manin qui alla villa. Sì. No? Sì, no, sì. Era giusto per dire, perché magari si sente anche uno strano riverbero. Lo strano scenario, siamo passati dall'esterno all'interno della cappella. Lo schieramento veneziano alla battaglia di Lepanto era il corno sinistro. Sì, ma Paolo, posso dirti, non possiamo raccontare gli 800 anni di storia della famiglia Querini, perché abbiamo solo 12 minuti. Cerca di essere sintetico. Niente, lui ha impedito all'Ali Pascià di circondare lo schieramento veneziano. Però, scusa Paolo, scusa se insisto, però, guarda. Posalo in pace, sì. Ludovico Manin. Sì, esatto. No, anche perché ci sono personalità accreditate che sostengono la tesi che sia sepolto qui. Anche... Sì, questo Ludovico Manin è sepolto qui. Esatto, ma... Vieni Meco, mi segui. L'ultimo doge. Vieni persone. Guarda, allora, scusa, no. seguimi. Anche Ugo, il giardiniere della villa, sostiene che questo qui è l'ultimo doge. Allora, seguimi, vieni, adesso riprendi, fai vedere quelle persone accreditate, un documento che è qui, te lo faccio vedere. Dimmi, cosa dovevi dirmi? Il doge Ludovico Manin è morto subito dopo la cessione di Venezia alla Francia, di crepacuore, 1797, mentre questo Ludovico Manin, quello che è sepolto qui e che le persone accreditate dice che sia lui, avrebbero dovuto vedere a 5 metri di distanza questo papiro in cui dice che questo Ludovico Manin è morto nel 1949 sotto il Papa Pio XII. Non correva da quindi tanto lontano. Scusa, tu sostieni la tesi che si tratta solo di un omonimo, un parente che aveva lo stesso nome. Esattamente. Guarda, non sono convinto.
Chiederemo la Facciamo il DNA. riesumazione del cadavere. Facciamo il DNA, ma tutti i Manin hanno lo stesso DNA, quindi sarà difficile. E poi c'è questa nobildonna Quirini che ispirò la famosa canzone della Biondina in Condoetta, che ormai è parte del folklore veneziano. La biondina era Marina Querini, che aveva sposato Benzone, detta appunto la Benzona, così il popolazzo di Venezia. Lei era una bellissima donna che aveva il più bel salotto culturale di Venezia. Di lei si era innamorata mezza Venezia e anche gente che veniva da fuori. Nel suo salotto sono passati Parini, è passato Stendhal, è passato... Una specie di Peggy Guggenheim dell'epoca. Di che epoca stiamo parlando? Fine 1700. Lei ha vissuto la caduta di Venezia, quando nel 1797 Napoleone invase Venezia, fu fatto anche il famoso albero della libertà, e lei andò a ballare sotto l'albero della libertà. Adesso purtroppo il tempo fugge e siamo in chiusura. Approfitto per ringraziare i custodi della villa, i signori Eddie e Pasquale di Villa Manin. E come chiudiamo allora? Chiudiamo Ti do 30 secondi per chiudere. da questa villa che è storia. Io insisto, guardate i libri di storia, studiatela la storia. Perché la storia o la studiate o finirà che la subirete. Storia, dicevano i nostri antichi latini, storia magistra vitae, la storia maestra di vita. E poi Giovan Battista Vico diceva corsi e ricorsi storici. Quindi quello che c'è stato può ritornare con differenti sistemi, con differenti reazioni, ma la storia è la nostra vita precedente. E con questo bellissimo monito vi salutiamo.